Noi grazie a queste terapie gli garantiamo di poter di uscire di casa senza problemi, di avere una socialità, di fare sport, di vivere la sua vita appieno, e questo è il grosso vantaggio, non solo in termini di spegnere l'infiammazione, ma di ridare una vita al paziente. È il direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Feltre a spiegare i vantaggi delle terapie offerte ai pazienti affetti da malattie infiammatorie dell'intestino come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che hanno un andamento cronico ricorrente e che risultano particolarmente invalidanti. L'effetto si può già vedere dopo le prime 2 o 3 somministrazioni, cioè quella che è la fase di induzione. Al Santa Maria del Prato di Feltre l'unità operativa di gastroenterologia, un'eccellenza nel panorama sanitario veneto, segue circa 400 pazienti. Per 150 di questi la cura delle patologie infiammatorie dell'intestino viene seguita attraverso una pratica di infusione di farmaci mirati. Si chiamano farmaci biotecnologici o biologici perché sono costruiti attraverso tecniche di biologia e tecnologia molecolare, ed è importante utilizzare questi farmaci, i famosi farmaci anticorpi monoclonali di cui sentiamo spesso parlare, proprio per l'azione specifica che hanno sul sistema immunitario. Al laboratorio infusionale istituito 2 anni fa i pazienti sono accolti da infermieri altamente specializzati. Questi pazienti possono eseguire la loro terapia infusionale presso un centro dedicato in cui svolge un ruolo importante l'infermiere specialista che dà supporto psicologico, dà informazione, ma rappresenta soprattutto un momento di contatto tra il paziente e il clinico che lo segue. Grazie a questo modello l'unità operativa di gastroenterologia garantisce una completa tracciabilità, una riduzione degli eventi avversi e un risparmio sia di personale che economico.